orgoglioso d'essere veneto. Adesso bastano stare per i maroni, questa sia terra delle pare dei menoni, che so che suo e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa sei casa non voglio partire, vai tutto mare. Veneto sei stupendo, Veneto filippando, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo, a mí no me interessa Milano e neanche Hong Kong, cosa butto che vada a Londra, Roma, Bangkok, cosa che Ciao carissimi ascoltatori, hola queridos amigos y amigas, un'altra volta noi. Mariano Gazzola desde Rosario. Ivana Cuarati desde Santa Fe. Y Marcelo Carrara desde Mar del Plata, cuarto programa de la segunda temporada de Parola Veneta Radio en nuestro canal de YouTube, pero también gracias a la gentileza de Radio Comités de Rosario, con toda una hora de información y cultura para la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos que aman Italia en general y el Véneto en particular. Hoy particularmente vamos a tener un programa que gira en gran parte en torno a Venecia, pero tenemos un invitado italiano. Es así, Ivana, ya que vamos a dialogar con un amigo de la casa que conocemos mucho de nosotros en la comunidad veneta argentina, como es Luis Molosi, actualmente vicepresidente de la consulta de los vénetos en el mundo, y como bien dice Ivana, es un talián, que es el término con el cual se conocen a los ítalo-brasileros de origen véneto. Ivana, ya que estamos, te pregunto también, ¿vamos a hablar de cine? Esta vez los voy a sorprender y voy a cambiar de arte para molestarlos un poquito. Voy a hablar de cómics y lo voy a desafiar a Mariano a ver que encuentre eso que siempre decimos, la relación con el Véneto. El domingo leí que era el cumpleaños, una forma de decir, de un personaje ficticio de un corto maltés, el personaje de historietas del gran Hugo Pratt. Busqué, estuve indagando y vi que es una de las historietas basadas en la balada del mar salado. La verdad que es un cómic muy bueno y la crítica lo elogia con algunas de las novelas gráficas más de las novelas gráficas más artísticas y de más alto nivel literario jamás escritas. Muy buena elección, Ivana. Hugo Pratt era un historietista italiano nacido en Rimini, que entre otras producciones realiza 12 historietas con Corto Maltés como protagonista. Corto Maltés es un aventurero que recorre todo el mundo, incluyendo la Argentina, y entabla amistad con personas de todo tipo, figuras de fantasía o personajes reales, lo que le permite abordar un amplio abanico de argumentos. Así que me uno a tu desafío, Ivana, y que Mariano, con su ya consagrada sección Todo es Véneto, nos encuentre alguna relación entre el Véneto y el corto maltese, o su autor, Hugo Pratt. No, bueno, a ver, si me van a desafiar, con la sección Todo es Véneto, el Véneto de todo, háganmela un poco más difícil, muchachos, porque sí, es verdad que Pratt había nacido en Rimini en 1927, que después fallece en Suiza en 1995, pero la familia materna de Hugo Pratt era veneciana, y él mismo se había criado en Venecia. Después, bueno, viene a la Argentina, vive 10 años en Buenos Aires, donde comenzó con su profesión a dibujar, y cuando regresa a Italia, vuelve a vivir de nuevo en Venecia muchos años. En Malamocco tenía su estudio de dibujo, y bueno, Pratt se consideraba un veneciano. Una de las 12 historietas de Corto Maltés se llama Fábula de Venecia, y para que vean cuán profunda es la relación en esa historieta que nombraba Ivana, la balada del mar salado, que es la primera que él escribe, lo hace a Corto Maltés, lo hace encontrar con unos indígenas de la Polinesia,
Y a estos indígenas, Prat los hace hablar en dialecto veneciano. Sin lugar a dudas, todo es una curiosidad, ¿eh? Así que creo que tendremos mucho para hablar del corto maltese de Hugo Pratt en las próximas puntate. Nos faltará ocasión seguramente. Pero si les parece, seguimos hablando de Venecia. Sí, para mí, hablemos de Venecia porque, bueno, la ciudad va a vivir este fin de semana una de las fiestas más importantes del año, la fiesta del Redentore. Así que quedémonos en Venecia y disfrutemos. Exactamente, conocida también como la Festa Famosísima, lo que nos da la idea de su vital importancia. Es una fiesta tradicional de la ciudad de Venecia que se celebra el tercer domingo de cada año para conmemorar justamente el fin de la epidemia de peste allá por los años 1575-1577. El doge del momento hizo la promesa de que en cada año, en el día en que la ciudad fue declarada libre del flagelo, se realizaría una procesión hasta la nueva iglesia votiva para justamente agradecer. Sí, la iglesia del Redentor, cuya construcción se hizo en la isla de la Giudecca, fue ordenada por el Senado veneciano en septiembre de 1576 y se la encargaron al famoso arquitecto vicentino Andrea Palladio. La iglesia en su interior conserva obras de Tintoretto y Paolo Veronese, entre otros. Cuando termina la peste, flagelo que provocó la muerte de un tercio de la población en solo 2 años, en julio de 1577, se decidió celebrar anualmente el fin de la epidemia, con la construcción de un puente votivo de barcos, para que las personas así podían cruzar el canal de la Giudecca y llegar hasta la isla del Redentor, hasta la iglesia del Redentor, perdón. Esta celebración se convierte en una tradición que sigue activa después de casi 5 siglos. El tercer domingo de julio, en este caso el 17 de julio, las celebraciones se inauguran con la bendición a cargo del patriarca de Venecia, que tiene lugar en la escalinata del Redentor cuando se abre el puente, mientras la multitud inicia su procesión hasta la Giudecca. Luego sigue obviamente la Santa Mesa. Sí, Marce, además de tener este carácter religioso, la fiesta empieza el sábado a la noche con un gran espectáculo de pirotecnia en la dársena de San Marcos, y el domingo, después de las funciones religiosas con las 3 regatas de barcos típicos venecianos, atrayendo así un gran público de todo el mundo. Seguramente este domingo, si visitan nuestra página de Facebook, van a poder ver algo de toda esta fiesta que les estamos contando. Les recuerdo que pueden entrar a @mivenecia.ar en Facebook y bueno, por ahí ver un poco en vivo todo esto que le estamos contando. Mil gracias por la sugerencia, Ivana. Ahora les propongo ir a una pausa musical, una selección de las que nos tiene acostumbrado nuestro queridísimo musicalizador, que nos dice que tiene que ver con una fiesta justamente del Redentor, allá por el año 1989, ¿no? Cuando finalizaba la década de los 80. Para esta ocasión se organizó un mega concierto de la mítica banda Pink Floyd, que quedó en la historia. Escuchemos. Guaiva dentro un dirigibile che correva 1 ora e mezza di ritardo. Supplemento, lira, 2000, parcheggio rapido, sto bastardo. Ho tolto del caffè, una birra, arrivo in mezzo a quel casino dove c'è il parchino. E ce andai via, buon dia por in tintin. Hoy andiamo a vedere i Pink Floyd. Hoy andiamo a vedere i Pink Floyd. Hoy andiamo a vedere i Pink Floyd. Hoy andiamo a vedere i Pink Floyd.
viaggiando su questa terone prevolante, in vagone al ristorante e vede sul ponte sti fioi, a Pia che va a vedere i Pink Floyd, ridevi e ti dicevi mamma dove vuoi andare, sti qua c'è proprio a sto pai, oi, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd, andiamo a vedere i Pink Floyd. Persi, nemo consolarsi, nemo al paradiso imbriagarsi. E l'alba, Venezia è piena di gente a tocchi, coi tocchi si copi. E tanta ma tanta mona, mese rosse, mese in coma. Alle 5 del mattina, qui stecchi sui occhi, in mezzo a una calca mai vista. Ho fatto il giornalista, e che ho scritto solo l'intervista. Su sto cazzo del concerto di Pink Floyd. Andiamo a vedere i Pink Floyd, 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 andiamo a vedere i Pink Floyd. Domanda, siete qui per i Pink Floyd? Risposta, ritenete giusti i concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? Dopo che gli dà troppo figo, però la gratis, voi tutto tiri? Grazie. Vi mandi tu coccone dai che andiamo dei buone, due tisse con basso, semi stracinato, due tisse semi buone, semi chic, semi vip, semi freak, che gridano. Io Venezia la odio, Domanda, perché odi Venezia? perché fa schifo. Domanda, perché non te ne sei stata a casa tua? I 5 energumeni assieme alle due tisse mi guardano molto minacciosi e mi faccio avea. Ore 6 e 5 di licenza andando a casa, guardo il sole, rido, fanno piangere. E la gente scaturia dice qualcosa salga e non ti vedi che sei uno dei chi so fai, che se andai a vedere i Pink Floyd, e sei uno dei chi so fai, che se andai a vedere i Pink Floyd, andiamo 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 a vedere i Pink Floyd. Pink Floyd, una canción grabada en 1991 por el mítico grupo de reggae italiano Pittura Fresca, conocidos por sus letras en dialecto veneto. Esta canción, como decíamos antes, recuerda ese concierto de Pink Floyd del 89, cuando se hizo con un gran escenario flotante en la dársena de San Marco y que fue presenciado por 200.000 personas, casi la misma cantidad de la población de Venecia, 200.000 personas abarrotadas en las orillas y en los barcos, y retransmitido el concierto a nivel mundial por la RAI con una audiencia de 100 millones de espectadores. Debido a la mala organización del evento, el concierto fue motivo de una amarga polémica, y eso es precisamente lo que recuerda Pink Floyd de Pittura Fresca. Seguimos disfrutando de Parola Veneta Radio y como habíamos anticipado, tenemos un invitado muy especial en el programa del día de la fecha, un amigo de la casa como es Luis Molosi, desde Brasil. Luis es vicepresidente de la Consulta de los Vénetos en el Mundo, es consultor por el Estado de Paraná en la República Federativa del Brasil y un gran amigo, como decíamos, de nuestra comunidad
italiana en general y veneta en particular. Benvenuto Luis Molosi a Parola Veneta Radio. Grazie Marcello, grazie Mariano, sempre un piacere essere con voi. Io non hablo así tan bien español, entonces preferisco parlare o italiano o in portoghese, ma cerco di empiezo a hablar in español. Grazie dell'invito, sono sempre disponibile per parlare di Italia, del Veneto, delle nostre radici, tradizioni, comunicare più di tutto, informare la gente e sono qui, siete voi argentini sempre bravi, sempre pronti a queste iniziative, noi siamo sempre pronti anche a collaborare e fare rete importante dei veneti nel mondo. Grazie. Con doppia S invece, grazie. Hai visto che è un po' simile. Bene, Luis, grazie a te per la tua disponibilità di sempre. Possiamo parlare tantissimo di tutto il lavoro che hai svolto durante tutti questi anni, ma la prima domanda di attualità: cosa sta portando avanti la consulta dei Veneti nel mondo? Allora Marcello, per caso in questi giorni, esattamente in questi giorni, si sta, diciamo, nell'attesa della delibera in Consiglio regionale del Veneto per la consulta 2022 che finalmente, se tutto va bene, se non ci saranno, speriamo, no, che non ci saranno più problemi diciamo, di sanità con gli incontri personali, e la consulta è già decisa da noi consultori all'unanimità che si farà a Treviso, e c'era ancora da aspettare, diciamo, la designazione della settimana giusta, che sarà dal 28 settembre al 1° ottobre. E proprio oggi praticamente abbiamo deciso anche che concomitantemente giorno 2 ottobre, allora domenica, ci sarà la giornata dei Veneti del mondo. Per chi non lo sa, sempre che da anni che già prima si faceva in momenti diversi, ma adesso si fa insieme la consulta dei Veneti nel mondo, che è l'organo, diciamo, il piccolo parlamentino veneto all'estero, con tutte le federazioni che fanno parte di questo gruppo, e la manifestazione che è la giornata bella che sempre si fa. Adesso, dicevo prima, si fa insieme anche per ragioni anche di logistica e per facilitare le cose. Siamo pronti, io sono nella consulta dal 2009, che è stato, diciamo, il mio debutto proprio lì a Buenos Aires e dopo Montevideo, quando c'era l'amico Oscar De Bona, assessore ai flussi migratori, e dopo siamo andati avanti con tutti gli altri consulte a Toronto, sempre dopo in Veneto e così via. Adesso, come dicevo, c'è un po' un'angoscia, tutti sono un po' angosciati perché 2 anni che abbiamo saltato, la consulta non si è fatta per ragioni della pandemia, ma adesso siamo pronti a rincontrarci. E saluto anche, non so, dopo sicuramente verrà nominato il vostro consultore veneto, che è Mattia Muzzolon di Cordova, no? Grande. E alla fine ho fatto una battuta, perché io ho un cliente qua a Curitiba che è proprio il Muzzolon e della sua, mi pare che è Lonigo, se non mi sbaglio, provincia di Vicenza. Allora vuol dire che tutto il mondo è paese. Io ho clienti nel mio studio, Muzzolon, e lui è adesso consultore della regione, Muzzolon, però in Cordoba, Argentina. Vuol dire che i veneti sono tremendi, sono in tutto il mondo, e questo è l'obiettivo, di raccoglierle, diciamo, tutte queste storie, queste belle storie, e portarle avanti, la tradizione, tutto quello che c'entra con le nostre radici. Le radici profonde non gelano mai, è un discorso dei bellunesi, che sono anche tanti sono presenti forti dal 1966, come io, i bellunesi. Sempre mi ricordo
di questi numeri. Bene? Bene, bene, grazie. Grazie per la primizia che ci hai dato, Luis, sulla riunione della consulta a fine settembre a Treviso e anche della giornata di Veneti nel mondo al 2 ottobre. Allora prendiamo nota, come ben dicevi. Basta solo dire che abbiamo concordato oggi che sarà a Verona però la giornata, anche per, diciamo, celebrare il 50° anniversario dei veronesi nel mondo. Allora anche ai veronesi un saluto, 50 anni. I bellonesi appena detto se sono del 66, allora vuol dire che ne hanno 56 come io. Bene, bene, benissimo. Diciamo delle tematiche che stanno portando avanti come missione che ha la consulta, cosa ci puoi accennare? Marcello, negli ultimi 2 anni praticamente ci siamo soffermati diciamo, nei progetti, quelli che hanno le federazioni o comitati all'estero hanno presentato i suoi progetti, tanti sono stati finanziati, altri no, e le consulte, diciamo, le nostre riunioni sono state fatte in questo modo che è pratico, funziona, ma lo sappiamo che non è la stessa cosa, no? Che la presenza, che il guardarci in faccia, di scambiare idee personalmente, tutti sanno. Ben venga diciamo, la novità, le riunioni telematiche, ma il confronto personale è sempre tutto un altro discorso. E meno male che siamo andati avanti con difficoltà, ma siamo arrivati adesso e, come dicevo prima, finalmente avremo modo di rincontrarci con consultori nuovi, perché tante federazioni hanno cambiato anche i suoi rappresentanti, e la cosa, anche voi in Argentina per esempio avete cambiato. Mi dispiace tanto per Ivana, che era brava, una brava persona, ma dico sempre, bisogna anche dare opportunità agli altri, e Mattia, che anche lo saluto qui, è sempre molto presente, molto attivo, e speriamo bene. Mi chiedevi i discorsi, abbiamo già da decidere, che è un problema che sto insieme con i consultori amministrando proprio in questo momento, è la problematica della graduatoria per i progetti, che chi ha accompagnato praticamente i consultori o qualcuno che è del direttivo delle federazioni o comitati che hanno visto i risultati, che c'è stato un po', diciamo, di sorpresa, e noi diciamo non solo sorpresa ma anche ci lamentiamo perché praticamente nessuna federazione o comitato all'estero ha ricevuto investimenti, soldi in quest'anno. Non sono tanti, sono 75.000 euro, ma alla fine 15.000 ad uno, 20.000 ad un altro, sono stati, diciamo, premiati 5 o 6 progetti, e tutti o delle associazioni storiche del Veneto, o anche per esempio un comune. È stato premiato un comune che ha fatto un progetto merito suo, un progetto che non ho visto perché ho solo il risultato, la graduatoria. Parlo del comune di Lendinara, che ha presentato un progetto che si chiama Adolfo Rosso on Lendinarese a New York. Non l'ho visto il progetto, ma se ha avuto, diciamo, il voto 7 diciamo, novità e che sia una cosa inedita, mai vista prima, perfetto, ma queste cose che dobbiamo rivedere, diciamo, questo criterio per permettere, non so, come faremo. Marcello, ti spiego, la consulta è esattamente quello, è un parlamentino dove si porta queste problematiche, si discute 2 o 3 giorni per arrivare a una soluzione ai problemi. Questo è un problema, è stato messo adesso diciamo, sul tavolo e bisogna affrontarlo, perché se continuiamo così
tu prendi un comune che è molto, per esempio, diciamo solo per dire, Comune di Verona Comune di Verona vuole fare progetti per avere i fondi della consulta e mette 6 o 7 tecnici, persone molto capaci, fanno il miglior progetto del mondo e sicuramente avranno i soldi. Noi invece, volontariato, lontani, senza tanti mezzi, senza tante informazioni, presentiamo la bella, come voi avete presentato lì, il mosaico veneto nell'Argentina, che è rimasto il 12° in classifica. Il merito del progetto non possiamo dire se è buono o se non è buono, ma alla fine i punteggi sono quelli lì. Per esempio il comune dell'Endinara ha preso voto 8 e il comitato Cava ha preso il voto 6, allora è rimasto fuori per 2 punti. Noi crediamo, non abbiamo problemi di dire le regole sono queste, ok, ma bisogna vedere, magari cambiare un po', dare il minimo di possibilità di più alle federazioni all'estero. Questa, diciamo, è una lamentela che facciamo subito a seconda dei risultati, no? E dopo per le scelte che ancora, dicevo prima, problematica di pandemia, come fare la consulta, come svolgere, in quale città, perché la gente è un po' ancora diffidata, no, se si può fare raduni, diciamo, mettere insieme tanta gente o no. Allora sarà un'esperienza nuova, vediamo a fine settembre come la faremo, ma io sono sicuro che con questi 2 anni di attesa, diciamo, di angoscia, come dicevo prima, sicuramente ci sarà qualcosa di positivo. E complimenti anche a voi perché avete presentato il progetto, ma alla fine non è stato finanziato, mi dispiace. Vedremo se magari si riesce a cambiare qualcosa. Per quest'anno penso non si fa più, perché è la legge, è la regola, non si può cambiare, ma per l'anno prossimo sicuramente vedremo. Ok? Molto interessante quello che ci racconti, Luis. Mariano, la parola a te. No, beh, io volevo proprio intanto salutare a Luis, che non l'ho salutato, che è sempre un piacere averlo, ascoltarlo e dialogare con lui. E poi, cioè, proprio parlando di questo discorso dei progetti che la Regione mette in atto per la diffusione della cultura veneta nel mondo tramite le nostre comunità, cioè citava l'esempio di questo progetto che è stato approvato da un comune, e la riflessione che io volevo fare è l'importanza che la consulta venga proprio interpellata prima di realizzare la classifica, prima di dare la valutazione, perché in questo caso concreto l'Adolfo Rossi non è che era un lendinarese a Nuova York, era un veneto nel mondo, cioè un personaggio storico importantissimo che ha passato più tempo della sua vita in Brasile e in Argentina che a New York, no? E sembra che la regione valuti positivo la parte della sua vita in America, e non è così. Cioè, questi progetti, quando vengono presentati le comunità all'estero, le federazioni consultori, che sono quelli che rappresentano le comunità, vengono interpellati, forse qualcuno potrebbe aver detto: guardate che se andiamo a riscattare questa figura storica lo facciamo in tutto, cioè nel suo complesso. Adolfo Rossi era fu console d'Italia in Brasile, fu console d'Italia anche qui in Argentina, a Rosario, la città dove io sono, e fu il personaggio che per prima organizza nel Ministero degli Esteri, per primo organizza il Dipartimento di Italiani nel mondo, cioè un personaggio molto importante per la comunità italiana, non solo veneta, per la comunità italiana in tutto il mondo, per i diritti e per la promozione della comunità. Cioè, di questo si tratta, di questo è l'importanza della consulta, cioè la consulta è la voce di tutti noi veneti che siamo nel mondo, e se i consultori vengono, come dicevo prima, vengono interpellati in tempo, cioè i risultati sono ancora migliori.
Mariano, io ti ripeto che sono vicepresidente da un anno, praticamente dal 29 marzo dell'anno scorso, e quando mi sono candidato, la prima cosa che ho detto a tutti quanti, ho detto, guarda, a me serve informazione. Io lavoro nel volontariato da tanti anni e la cosa che mi piace, tutti mi conoscono, so che io non prendo le cose, me le ritengo sotto braccia e le porto a casa e non passo avanti. Esatto il contrario, io devo sempre dare la pubblicità maggiore possibile. E sono contento anche che io, per dire la verità, non ho accompagnato molto, forse è più vicino a voi lì a Rosario, Adolfo Rosso, ma se tu mi dici che è passato anche in Brasile, Sì, sì, non è ho passato forse sia anche una, diciamo, alla fine devo riconoscere che è anche una bella cosa. Conosciamo sto Adolfo Rosso, chi sarà? Vedremo anche in consulta se alla fine con una cosa che viene criticata magari si porta un risultato di conoscenza, anche riconoscenza di uno che è stato una personalità nel mondo veneto all'estero. sì, Di queste cose che io insisto, non voglio essere quello che io non sono uno che conosco le mie limitazioni, le mie difficoltà, e quando vedo che allora informo più che altro, perché qualcuno saprà più di me, e sicuramente se io informo e tu mi rispondi, noi facciamo squadra, facciamo rete, e si arriva a sempre una soluzione migliore per tutti quanti. Questa è l'idea di amministrare un collettivo, un gruppo come è la consulta. E vedo per esempio che anche in consulta è una critica, sono quelli che sempre sono presenti, a qualsiasi momento tu chiedi, subito ti danno risposte, ti aiutano, anche critiche, tutto ben fatto. E sono quelli che non li senti mai, vuol dire che se ne fregano, non partecipano di niente, ma è così, no? È come qualsiasi altro consiglio comunale, consiglio statale della Repubblica che sia, ci sono quelli sempre pronti a lavorare, sono quelli che magari fanno solo un numero. Anche lì voglio dire che è una critica, perché voglio anche manifestare che la gente deve partecipare. Se tu ti metti a fare il consultore, a fare il dirigente di una cosa, vuol dire che sei arrivato per un motivo lì, hai le responsabilità anche di non perdere l'opportunità, no? Di manifestare, di far conoscere la tua realtà. Quello che non so se mi capite l'idea che si sbaglia, ma si cerca di fare, porca miseria, no? Almeno noi veneti siamo così, no? No, Ecco, certo lui certo che si capisce, poi hai assolutamente ragioni, perché proprio una delle cose positive per cui esiste la consulta è proprio per quello, come dicevi tu, per fare rete, no? E la rete se la fa anche condividendo le conoscenze, condividendo anche le esperienze, progettando anche in futuro. Noi per quello sempre dicevamo una cosa, che il vicepresidente della consulta deve essere una persona che vive nel mondo, cioè che vive all'estero, no? Il vicepresidente della consulta deve essere uno di noi, e assolutamente anche in questo siamo più che convinti, siamo più che certo che tu sei uno di noi, no? E che allora ci rappresenti nella totalità del termine. Io, guardate, non è perché sto parlando con te, però sono convinto che la consulta che ti tocca guidare farà molto bene il suo lavoro. Conosco alcuni di consultori, altri no, perché sono nuovi, e lo farà anche in questo senso, cioè di far capire alla regione che ci siamo e che abbiamo qualcosa da dire e qualcosa soprattutto da contribuire, no? Mariano, ti ripeto che durante la presentazione, quando c'è stata la scelta, chiaramente è un carico di onore, tutti quanti vorrebbero fare il vicepresidente, ma ha detto guarda, tocca a noi, perché per esempio il Brasile ha mai coperto questa carica. Dicevi prima, secondo noi abbiamo anche fatto una regola, ma una tradizione, che il vicepresidente, siccome il presidente è in Veneto e le storie che sono lì sono più vicine alla regione, che il vicepresidente sia dall'estero.
E lì abbiamo un po' chiuso, diciamo, un po' di regola per la praxi, no? E così dico, Mariano, dal primo momento ho detto la mia amministrazione, quello che io voglio fare, che penso e credo sia importante fare esattamente questo, far conoscere le realtà dei veneti nel mondo, perché siamo talmente attaccati, non serve dire io amo le mie origini, amo viaggiare, ma bisogna queste cose, si parla di linfa, no? C'è la linfa nuova dei giovani che devono interessarsi per studiare l'italiano che sia, che la nostra è un tesoro che noi stiamo in qualche modo sempre anche aiutando a portarlo avanti. Sono stato 2 mesi fa a Nova Bassano, la mia città, che è gemellata con Bassano del Grappa dal 1957. È se non sarà uno dei primi gemellaggi che conosco. Vedi, Bassano ha portato una sede di un ospedale, di una casa per handicappati, per persone che hanno problemi di salute, e così è nato questo gemellaggio, aiutando la gente con ospedale, con assistenza, e anche si va indietro ancora, si parla di Scalabrini, per esempio, di Piero Colbachini, che ha fondato la città, che è un sacerdote che è venuto proprio per assistere le anime perse in mezzo alla foresta senza nessuno. Mamma mia, quanto hanno tribolato questi nostri immigranti di prima e seconda generazione. Allora è un dovere nostro riscattare e far sì che queste iniziative possano portare a conoscenza di tutti la lingua, la cultura, le tradizioni, e quello che stiamo facendo, e basta. I progetti sono proprio un modo anche di fare, applausi alla regione che continua a finanziare, con problemi che ci sono dappertutto. Non è che tutto è perfetto, ma se noi siamo i consultori, noi abbiamo parola, diritto di voto di cambiare, andiamo là, facciamo le nostre assemblee e cambiamo, non è un problema. E non è così che funziona in tutto il mondo. Nella tua famiglia, se tu hai problemi, cosa fai? Chiami tutti ci sediamo nel tavolo e risolviamo. Non è così che funziona. Basta. Non c'è nessuno che è perfetto e nessuno che ha tutto sbagliato. Bisogna sempre cercare di andare insieme, vedere dove c'è consenso e che sia sempre, dico sempre, a favore della comunità. Non c'è niente da dire, no, non è per gradire a Mariano, gradire a Marcello, Molossi o chi sia, no? L'assessore Corazzari. Anche lui ha i suoi impegni, diciamo, le sue difficoltà di portare avanti. Io vorrei che ci fossero soldi e aiuto per tutti quanti, ma non è così. Allora facciamo tutto quello che è a nostra disposizione e che possiamo farlo. Se c'è qualcosa che non va bene qua nella decisione, no? Della tabella di come si fa la graduatoria, bisogna cambiarla, allora vediamo. Ma alla fine non è che sia sbagliato, perché se si va a fare un omaggio a sto Adolfo Rosso, va anche bene, dai, sarà un personaggio importante nella storia, ok? Va bene? Ok, Mariano. Marcello, siamo a disposizione. Che parliamo qualcosetta in italiano, in Veneto? Voi altri in Argentina, come lo chiamate? Non diciamo dialetto, perché noi in Brasile è diventata la seconda lingua ufficiale dal 2016. C'è una legge nazionale, grazie all'iniziativa del mio amico Paolo Massolini, là di Serafina Correa, che è una città proprio italiana, c'è una legge nazionale che riconosce come patrimonio immateriale italiano. Ma voi in Argentina avete un nome o Veneto, si dice solo? Come lo chiamate voi? Faccio io l'intervistatore. Ora sì, hai rovesciato i ruoli, però era Ivana che voleva proprio domandarti una roba. Qual è arrivata? Sì, è arrivata. Sono qua. Scusa, però oggi la tecnologia non è con me.
Ecco. Ciao cara. Lui, ciao. I Piacere ragazzi non mi rivederti. credono. I ragazzi non mi credono che ne hai una canzone preferita che parla delle due terre. La Que brasiliana hoy anche. encantos tienes mi recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, a muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació. Nuestro querer è completo, Luis ne sa tutto. No, a me piace molto il chamamé, ma non parliamo, so che sono cose, diciamo, a te piace probabilmente il tango, a uno piace il samba, ma che cosa bella che è questo, no? Ivana, che saudade di você, ci manchi, né? Tanta gente si lamenta che tu non sei più in consulta, ma è così. Anch'io, mi manca tanto fare parolacce con tutti, parlare di tutto e di quanto. Dai, mi manca tanto la consulta. Luis, Vabbè, senti, però... prima che parlavi, ti facevi una domanda, no? Perché qui, davvero, Sì. qui non è che abbiamo questo attaccamento come voi alla lingua veneta, al dialetto veneto, no? Che voi lo chiamate di una forma precisa. Che cosa c'è? Questa è la domanda che Ivana voleva farti, però poi è andato verso altre versi. Che cosa è il Talian? Spiegaci un po' che cosa è questo Talian. Voi conoscete l'espressione coinè? Sì, Coinè vuol dire una linguistica. Diciamo, è linguistica, vuol dire, non è esattamente una mescolanza, ma è un insieme di veneto che maggiormente vicentino, trevisano e bellunese, anche trentino, e qualcosa di lombardo e qualcosa di portoghese. Quando tu non hai la parola, per esempio, per dire guarda, ciao Tosetto, va là Verdi sul computer, perché non c'è un nome. Verdi il computer che mi guarda da mandare un messaggio là a Mariano. Allora, l'italiano è questo qua, c'è qualche parola di... Io parlo il vicentino, se mi devo parlare, mi parlo il vicentino, mi gosto levar su parlando il vicentino, che è il dialetto dei vicentini, perché mia mamma è l'ovison, e dice che la lingua è la lingua del tuo mare, non è del tuo... E mio papà invece è lombardo, di Casalmaggiore in Molossi, non è che sono veneti, sono lombardi, ma il Lovison è di mia mamma, e mi gocciapà tutta l'italiano, questo veneto dei vicentini, e dopo anche fisicamente mi somiglio più con il Lovison che i Molossi, solo che tu vai a registrare, vai del notaio là e ti mette Molossi, mette mio nome della mamma, no? Anche da voi è così, da italiani è così. Allora, da piccolo, fino ai 15 anni, si parla solo italiano, solo il vicentino. Ma se te vai lì da un'altra parte dove che sei i trentini, loro hanno un accento trentino, il modo suo di parlare. Se te vai più di là, te ciappi anche qualche che è un bergamasco, allora ti capisci niente, perché anche se sei di Bergamo, che sei lì vicino a Milano, sei Lombardia. Solo che l'italiano invece si capisce, uno che parla vicentino o trevisano o trentino capisce bene l'italiano perché qualche parola solo che cambia. È questo che è l'italiano. E che c'è gente che da decenni che si occupano di fare dizionari, di fare, diciamo, parte grammaticale. Io vi dico, Darcy l'ho usato, tu sicuramente l'hai già sentito nominare. Solo per darti un esempio, mi fermo lì perché sennò dimentico di qua. Frade Roviglio Costa, che come me era che era mezzo cremonese, mezzo veneto. Anche lui era Costa, non è che Costa è un cognome tipicamente veneto. Allora è questa la realtà, Mariano, e è diventato legge per, diciamo, iniziativa di un gruppo lì di Serafina Correa che si andai avanti. C'è un deputato che ha fatto la proposta e è stata approvata come patrimonio immateriale. E adesso noi siamo qui per continuare.
a parlare, a cercare anche di scrivere, perché se tu non hai una lingua scritta è difficile di mantenerla, bisogna avere la scritta, no? Ecco, si perde. È tutto... Per far capire a quelli Sì. che ci ascoltano, sarebbe come lunfardo in Argentina. È una ibridazione un po' di lingua brasiliana, un po' di lingua veneta e si fa qualche parola diversa dalla lingua parlata. Per esempio, ti piace il cimarrón? Sì. Il A marrone me è il piace mate, il mate nostro. Vedi che noi in portoghese è cimarrão, ma allora dice cimarrón è come con l'accento long fino a no? Cimarrón, che è veneto, no? O il mate, sì, si può dire anche mate. Ti piace il Sí, mate? pero, Sì. cioè, pero per esempio, cuando parlate, cuando habláis, cuando hablan en italiano, dicen cimarrón. Lo chiamate cimarrón, esatto. allora, che non è Cimarrón. né il mate nostro, non è il cimarrao come in portoghese, sì. Ecco, cimarrão. In Cimarrão. portoghese sarebbe cimarrão e noi diciamo cimarrón. Cioè, Con ron, se con la R, proprio quella R italiana della radio. Sì, cimarrón. la R suave, cioè quello di... Ecco, esatto. Queste sono per chi ci ascolta, sono particolarità di una zona. Forse se tu vai ad un'altra è un po' diverso. Qualcuno dirà, e che questo anche è bello, perché qualcuno dirà, ma noi diciamo mate, che cimarrón, noi diciamo mate. Va bene, ti sei più vicini lì dell'Argentina, allora dici mate. Ok, ma è anche mate. Sono robe... Continua a essere parlata, cioè l'italiano continua a essere usato, mi ti dico che anche cerco di, quando chiamo i miei a Nova Bassano o a Rio Grande, 50% del tempo se parliamo in italiano, anche per continuare a far capire a quelli là che non è perché io abito in città che mi godo smentegare. Allora la gente si dice, ma tu vieni qui a parlare, che bello. Allora, e quando cominci, dopo ti viene voglia di continuare, perché qualcuno ti ricorda di una parola che è da 20 anni che non la sentivi più, allora bisogna... Per esempio questi giorni ho messo su un cappello, era il cappello di Dressa, no? Allora ho detto, mamma mia, sono col cappello di Dressa. Quanto tempo che non dicevo Dressa? Dressa è quella che si fa con la paglia del frumento, nel frumento. Sì, la paglia, no? La Dressa. E si fa capelli, tante cose che si usano lì. In spagnolo sì, ahora no me viene la palabra, pero sí es el sombrero que se hace con la chala del maíz, ¿no? Del choclo. No, del formento. Del trigo. No, del mais, del trigo, ecco. Del trigo. Del trigales, la musica de Santa... decresce los trigales provinciales. Poi la passiamo. Sai che lì la... Mercedita, cioè la protagonista di quella canzone, è tedesca, cioè una discendente, perché quella zona di Humboldt, in provincia di Santa Fe, era di colonizzazione tedesca e svizzero tedesca. Però ci sono anche lì italiani, lì c'è anche abbiamo riscattato un'antica fotografia di una famiglia di Treviso che era giunta lì a Humboldt, a questo paese dove c'era Merceditas. Il cognome dell'autore è, da noi si dice c'è Rios, non so come sarebbe. Rios è il cognome. Rios, sì. No, se parliamo, diciamo, a me transito Cocomarola, mamma mia, chilometro 11, tutto. a me piace anche Django Spaziucchi, che mi pare che è più moderno, è un chamamè più, diciamo, degli anni 90. Vi dico che questo è bello della cultura, che tu porti a casa e ti piace sentirla. Non è... invece che ascoltare, per esempio, il sertanejo nostro, io ascolto chamamè, che anche in Rio Grande do Sul, dove sono nato io,
è molto forte questa musica campesina, per dire così, no? Non sertanegia, è campesina, della vita del campo, col cavallo, con le cose, con il frumento, no? Il trigo, lo strigale e tutto quanto. Il churrasco, voi dite l'assado, no? Churrasco, l'assado. Sono cose, sono particolarità che uno vive poco tempo in questo mondo, allora se noi non manteniamo queste tradizioni, si finiscono. E la responsabilità, Mariano, Marcello, Ivana, è nostra. Noi che siamo un po' leader di qualcosa, che pretendiamo anche portare avanti o mantenere queste cose, è una responsabilità, ma bisogna studiare molto per capire che serve tornare lì a parlare con il nonno che ha 90-100 anni e che ha molte informazioni. Se voi avete visto che ho scritto che è morto uno che è stato individuato, un signore che aveva 112 anni e abitava proprio qui a Florianopolis, era di Rovigo, di Calto, una città così, Calto, Venturotti si chiama, Venturotti, morto con 112 anni, puoi immaginare, era secondo, stiamo vedendo ancora, non abbiamo fatto tempo di fargli un omaggio quando era vivo, che è morto un mese fa. Allora, purtroppo sono così, sono cose da ricordare, da riconoscere. Sicuramente in consulta verrà ricordato questo rovigotto del mondo, no? E io mi fermo perché sennò parlo troppo. Moltas charlas. Muy buena charla, muy buena charla. Luis, grazie tante per la tua disponibilità. Ovviamente sei sempre benvenuto a Parola Veneta Radio. Faremo altre puntate con tutta la tua esperienza e tanti aneddoti e informazioni. Allora, grazie Luis per la tua presenza. Perfetto, io che vi ringrazio, sono sempre a disposizione per parlare di queste cose che io penso sono importantissime. Vi ho già promesso che farò un giro a Rosario, nella zona di Santa Fe, anche lì a Mar del Plata. Un mese, bisogna stare un mese in Argentina per trovarvi tutti, non solo a Buenos Aires a mangiare l'assado, bisogna andare, questo che è più bello, andare all'interior, al litorale, a conoscere queste realtà che sono degli immigrati che hanno fatto paesi e città in tutto il mondo. Questo, e avere voi lì come punto di riferimento per me è sempre un grande onore. Voi lo sapete, non bisogna ripeterlo. E fare queste cose, questi incontri, per me è un tesoro, è importante perché così anche mi emoziono, perché dobbiamo continuare a farlo, perché noi possiamo farlo, no? Non è nessuna magica. Noi siamo arrivati qui, dobbiamo continuare a farlo e cercare di mettere i giovani, l'infa nuova, che ci siano giovani interessati a fare questo. Per quello che dico, Ivana, vai avanti tu, brava, anche adesso nel Comites. Nel Comites comincio a fare strada perché mi lasciano fare, in altri posti sì. Ecco, ma è così, È un po' di fatica dopo quel successo, però dai. Per finire, ragazzi, vi dico una cosa, che i miei migliori ricordi quando si parla di politica, di cultura, sono quelle famose, Mariano, ti ricordi, quelle famose notti che siamo rimasti fino a 3-4 di mattina a parlare di cultura, di queste cose. Tante volte, no Mariano? Questo sono sempre nel mio cuore, mi ricordo, e dobbiamo farlo, continuare a farlo, non c'è nessun problema, è sempre un piacere. Torneremo a farlo, senz'altro. Va bene, la pandemia ci ha portato problemi, ma ci ha permesso di fare cose come questa qua. Ora ringraziamo anche la tecnologia che ci permette di metterci insieme il venerdì pomeriggio per fare queste belle chiacchiere. Grazie a tutti, un struccon Veneti. Ciao Mariano, ciao Ivana, ciao, Marcello, Grazie, strucconasso. Gracias tante, carísimo Luis, un estrucón. Muchas gracias Luis por tu presencia.
Pasó así en Parola Veneta Radio Luis Molosi, vicepresidente de la consulta de los Vénetos en el mundo. Y ahora, obviamente, vamos a la pieza musical que ya estuvieron escuchando en la antesala. Así que, programador, a la música. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe, pero no sé, el amor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido en Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe. Nuestro amigo Luis Molosi es fanático del folclore argentino, le encanta la canción Merceditas, por eso se la dedicamos, y en este caso interpretada por los Chalchaleros. Chicos, volviendo un poco a esto que es el hilo del programa de hoy, Venecia, ¿saben a quién le dicen el parón de casa? Sí, el parón de casa es el campanil de San Marcos, que custodia la plaza de San Marcos, ¿sí? Bien, Mariano, sorprende siempre con la respuesta al pie. Les cuento que el que vemos hoy no es el original porque se derrumbó, literalmente se derrumbó. Se construyó entre los siglos IX y XI, el campanilo de Venecia sufrió a lo largo de los siglos varias reformas y restauraciones tras los distintos daños sufridos. A principios de julio de 1902, sobre la pared norte de la construcción, se descubrió la presencia de una hendidura que fue aumentando en los días posteriores hasta que el campanile se desplomó a las 9:47 del lunes 14 de julio. Por suerte, no hubo ninguna víctima. Durante la tarde de ese mismo día, el Consejo Municipal decidió la reconstrucción. El alcalde Filippo Grimani, durante el discurso de la colocación de la primera piedra, pronunció la famosa frase «Dov'era, com'era», donde estaba y cómo era, que se convirtió en el lema de esta reconstrucción. El nuevo campanario, idéntico al que se desplomó, fue inaugurado el 25 de abril de 1912 con ocasión de la fiesta de San Marcos. La restauración fue obra de Gaetano Moretti, discípulo de Luca Beltramini, fundador de una corriente restauradora llamada Restauración Histórica. Muy bien, Ivana, le salió ahí la profesión de arquitecta. Muy bien, ¿eh? Y hablando de restauración y de campaniles, en las Tres Venecias Mar del Plata, donde hay un mural que retrata el campanile de San Marcos, también estuvieron de restauración, ¿no, Marcelo? Sí, es así, Mariano. Teníamos un histórico mural que representa alegóricamente el territorio del Trivéneto, de las Tres Venecias, donde están representadas
la ciudad de Venecia, que el 70% del mural está dedicado justamente a Venecia, a las góndolas, a la laguna, a las máscaras, bueno, obviamente el León de San Marco, y aparte hay algunos detalles que representan las otras ciudades emblemáticas del Triveneto, de las otras regiones, como es Trento y Trieste. El mural databa del año 91, en el 2018 le hicimos algunas modificaciones y se amplió a la pared adyacente, y bueno, por una cuestión de la estructura de nuestra sede, que obviamente tiene sus años, y la cuestión de la humedad y otras cosas, hace unos meses se empezó a trabajar la posibilidad de remodelarlo por un lado, y bueno, ampliarlo y generar algunos nuevos detalles, así que esta semana pasada, a través del muralista, el artista ítalo-marplatense Luciano Galese, la verdad que hizo un trabajo impecable, trabajó durante toda la semana, día y noche, así que finalizó con el mural que nos representa no solo todo lo que tenga que ver con el Triveneto, y como decíamos, ¿no? En gran parte Venecia, porque está representado en su mayoría detalles venecianos, así que no vemos la hora para reinaugurarlo. Ya estamos pensando hacer un aperitivo a la italiana en las próximas semanas, y durante el primer almuerzo de nuestra institución, de la Sociedad Italiana Astra Venecia, que será el primer domingo de agosto, hacer la inauguración formal, así que ya nuestros asociados están pidiendo por este evento. Así que la verdad que estamos muy contentos en esta época, que la verdad que cuesta mucho todo, y estos 2 años de pandemia poder haber remodelado el mural nos lleva un poco con el mensaje que comentaba Ivana, ¿no? De que uno vuelve fortalecido para enfrentar sobre todo el futuro, ¿no? Como nuevo desafío. Y hablando de actividades también que tengan que ver con nuestra entidad Triveneta en Mar del Plata, lo habíamos comentado el otro día, se jugaba la Copa Italia de fútbol como hace ya 35 años. En este caso cambió la modalidad, son 2 torneos, el Apertura y Clausura. El domingo pasado se llevó a cabo, se jugó la final del torneo Apertura de la Copa Italia de Mar del Plata, de fútbol 11, donde el Treviso llegaba como finalista a competir contra el combinado Umbro. La verdad que estuvimos presentes en la cancha de la Unión Regional Marquellana, fue un partido muy entretenido, hasta lo último iban 2-2, o sea, los umbros con los trevisanos empataban 2-2, ya se empezaban a palpitar los penales, y en el último minuto el equipo umbro logró el tercer gol, propio justo en el momento casi de descuento, así que hicieron el gol, sacaron de mitad de cancha y resultaron vencedores, campeones del torneo Apertura de la Copa Italia 2022. En este caso, como decía, cambió la modalidad, va a haber, ya la semana que viene empieza el torneo Clausura, y para el mes de diciembre se jugará la finalísima entre el campeón de la Apertura con el campeón del Clausura, para ver quién resulta campeón del año 2022. Pero bueno, el combinado de Treviso, entre 18 equipos que jugaron este año, llegó a jugar la final, así que saludamos, agradecemos a todo el combinado, a todos los muchachos, a todos los jugadores del equipo de Treviso que nos representaron magníficamente, y también obviamente las felicitaciones a la escuadra Umbra por este 3-2, que se quedan con la copa del torneo Apertura de la Copa Italia 2022. Así que ya está, ya llegamos al final del programa del día de la fecha, muy entretenido, con un invitado de lujo como fue Luis Molosi. A todos los que nos están escuchando, gracias y disculpas.